Hai ragione, il Pisa gioca bene, anche se ha raccolto poco, un solo punto, ma ti dà ragione Antonio Conte, perché ha detto non è mai facile vincere. Oggi squadre che dalle statistiche fisiche prima in tutto hanno giocatori molto forti, non è la partita semplice, quando fai la partita e lasci campo aperto con giocatori forti diventa difficile. Primo tempo fatica a fare la diagonale con i centrocampisti, ma c'è soddisfazione per aver cominciato con 4 vittorie. Queste le parole di Antonio Conte. Vediamo se il nostro corrispondente da Napoli, Vincenzo Credendino, è già pronto. Vincenzo dal San Paolo Maradona, poi sentiremo anche i tifosi del Napoli in uscita dallo stadio. Ben ritrovato, soddisfazione, 4 partite, 4 vittorie, 12 punti, anche se qualcosa ancora da sistemare per Conte c'è. Buonasera, ciao Napoli. Ciao Michele, ben trovati. Evidentemente la soddisfazione c'è per aver raggiunto la 4ª vittoria in 4 partite, non accadeva dalla stagione 2021-2022, la stessa stagione che poi portò Luciano Spalletti a mettere le basi per quello che sarebbe stato il terzo scudetto, è la stessa stagione che vide Lorenzo Lucca esprimersi per la prima volta ad un grandissimo livello, quando fino al mese di ottobre riuscì a segnare 6 gol in 8 partite. Lo stesso Lorenzo Lucca che quest'oggi è andato in gol proprio contro la sua ex squadra, quella che vide la sua epifania ormai 4 anni fa. Ci si prende di buono quello che è sicuramente il risultato, si prende di buono quello che è uno dei migliori in campo, vale a dire Leonardo Spinazzola, assist, gol, è riuscito evidentemente a incidere in maniera importante anche e soprattutto nella fase offensiva. La fase difensiva forse ha bisogno ancora di registrare qualcosina, proprio su quella fascia, quella coperta da Spinazzola, c'è stato qualche pericolo corso dallo stesso Alex Meret, un po' l'ex esterno dell'Atalanta, un po' forse anche Kevin De Bruyne che in qualche passaggio è apparso lievemente indietro rispetto a quello che forse magari il sistema difensivo o comunque il discorso tattico improntato da Antonio Conte richiedeva. Poco male, perché c'è stato poi un risultato raggiunto, un terzo gol raggiunto proprio come dicevamo con Lorenzo Lucca, che ha messo al riparo il Napoli, nonostante poi sia arrivato il gol degli ospiti nel finale a rendere tutto un po' più peperino. Ovviamente Vincenzo, tra poco torno da te perché hai sentito i protagonisti, diciamo anche un po' i tifosi fuori dal San Paolo Maradona. Domenica c'è Milan-Napoli, quindi già è un test importante. Ne ha parlato anche De Giovanni con noi. Vogliamo sentire? Sentiamo subito, dai, sentiamo. E vi va. Vai. Grande vittoria da parte del Napoli. Sicuramente, bella partita, ci siamo divertiti. Migliore in campo? Ma direi De Bruyne primo tempo, secondo tempo Lucca. Per quel che riguarda quei patemi in finale di partita? Secondo me è un problema di concentrazione, bisogna lavorarci un pochettino, si può fare meglio. Una gara un po' difficile, un po' combattuta, queste squadre come il Pisa danno un po' fastidio, però alla fine sono emersi i valori che ha il Napoli e giustamente si è visto in campo. I ragazzi erano un po' stanchi vista la partita della Champions, si è visto il secondo tempo. Il primo tempo è stato un tambur battente, peccato per qualche occasione sfumata. Un po' l'arbitro ci ha messo il suo zampino e sono contento di aver portato mia figlia allo stadio, che è la sua prima volta. Che dice Forza Napoli? Mi è piaciuto tanto e sempre Forza Napoli. Una vittoria sofferta, diciamo che Napoli secondo me doveva vincere con un margine un po' più superiore, una vittoria che lascia qualche preoccupazione, però l'importante alla fine sono i 3 punti. Migliore in campo? Migliore in campo Spinazzola sicuramente, con le assist direi che se lo merita. C'è stato un po' di turnover, un commento anche su questo aspetto? No, vabbè, il turnover ci stava perché i giocatori erano tornati molto stanchi da Manchester, poi in vista anche del Milan, un turnover che ci sta, Elmas l'avrei fatto giocare un po' più di minuti secondo me. La soddisfazione dei tifosi napoletani. Vincenzo, in 10 secondi, Napoli come si prepara alla trasferta di Milano? Per Conte ovviamente è un test importante, dai. Sì, dai, in Serie A è il primo test probante dopo la trasferta sfortunata di Manchester. Sfortunata e chiaramente, insomma, anche complicata per certi aspetti. Si lavora quindi ancora di più sulla fase difensiva, probabilmente si ritornerà a puntare su quelli che sono stati i titolarissimi, che pur questa sera alla fine sono stati impiegati. Quindi seguiremo durante tutta questa settimana quello che sarà il lavoro a Castelvolturno in vista della gara contro i rossoneri. Grazie Napoli, buona serata e buonanotte a Vincenzo Credendino dal
al San Paolo Maradona. Scarpini, Il Milan secondo me si candida a essere una protagonista del è vero, però campionato. stiamo un attimo sul Napoli, Scarpini. L'anno scorso l'Inter doveva vincere e il Napoli ha vinto, perché comunque ha inseguito e ha retto meglio. Quest'anno è il Napoli che deve vincere e forse qualcuno che ne deve approfittare, però è il Napoli. Sì, il Napoli è Anche se sta avendo delle sicuramente- difficoltà. Intanto il Napoli ha ampliato quello che era il limite, ha andato a colmare quello che era il limite della passata stagione, però l'anno scorso aveva solo il campionato e con quei 15-16 giocatori è stato sufficiente alla fine per poter portare a casa il tricolore. Quest'anno, avendo il doppio impegno, necessariamente devi avere una rosa più ampia e l'hanno creata. Adesso bisognerà capire Conte come riuscirà a gestire il doppio impegno. Non sarà una lotta a due. Io spero che sia una lotta a 4, Inter, Milan, Juve e Napoli. Però la Roma di Gasperini... La domanda è su Napoli-Pisa. Abbiamo visto Napoli-Pisa, il Napoli vince, non la chiude, la riapre il Pisa, rischia di pareggiarla. Cioè anche il Napoli che vince al 95esimo col Cagliari, che vince in sofferenza col Pisa, comunque non è proprio la corazzata che tutti si aspettano, fine- anche se non siamo neanche alla fine di Alla settembre. fine tutte le partite che abbiamo visto, anche la stessa Juve quando ha fatto i suoi punti, non è che li ha fatti in maniera fluida, tutti l'hanno fatto in maniera difficoltosa, perché il nostro campionato non ci sono piccole squadre oppure squadre che oggi non vengono più a giocare in maniera accorta. Io quello che dico è che domenica sarà il primo big match per tutte e due le squadre e dunque psicologicamente chi perde può avere un contraccolpo, perché comunque il Milan vuole misurarsi subito per dire quest'anno, avendo una sola competizione a settimana, vuole essere dalla corsa fin dall'inizio e non vuole assolutamente sganciarsi. Il Napoli deve andare a confermare a casa di una squadra che è in salute di essere la più forte. Dunque domenica è già, sulla bilancia vedremo già delle cose Poi un i po' due più chiare. allenatori diranno siamo solo alla quinta giornata, Sì, ma non conta psicologicamente niente, non è ti aiuta la decisiva, va vittoria. bene. Comunque Ma in di un big effetti match. fino ad oggi la squadra che ha vinto le sue 3 partite consecutive con maggiore scioltezza è il Milan, perché non ha corso nessun pericolo a Lecce, non ha corso pericoli col Bologna, non ha corso pericoli a Udine e quella famosa oggettiva debolezza difensiva intesa come reparto ha già avuto dei risultati eclatanti dalla disposizione tattica di Allegri, perché è vero che sono passate solo 4 giornate, però dopo 4 giornate, quando tu hai in base a tutti quegli specie di algoritmi che fanno i centri di statistica la difesa più forte d'Europa rispetto alle potenziali occasioni da rete, i tiri in porta subiti eccetera, vuol dire che, come diceva Jack Nicholson, qualcosa è cambiato. Allora, Enzo Bucchioni di Firenze, poi andiamo a salutare un altro ospite in collegamento da Pescara. Enzo, dicevi attenti al Milan, però in questo caso è il Napoli che comanda e le altre devono approfittare degli eventuali errori di Conte. Enzo. Sì, ma guarda, il discrimine è la Champions League. Avete visto anche oggi il Napoli era stanco, ha giocato giovedì sera con il City, lo diciamo ormai, è consolidato questo concetto. Perché dico attenti al Milan? Perché l'anno scorso il Napoli in queste stesse condizioni e con un organico molto meno forte del Milan ha vinto lo scudetto. Il Milan ha un centrocampo che non ha niente da invidiare a nessuno. Ripetiamoli chi sono i giocatori di centrocampo. Cominciamo da Modric, Rabiot, Fofana, Loftus-Cheek. Chi ha 4 giocatori così a centrocampo? Forse il Napoli, non a caso sono lì. E poi davanti Leao non l'abbiamo ancora visto. Leao in questo modo di giocare secondo me può svariare ed essere devastante. Poi lo vedremo, magari sbagliamo. Pulisic a raccordo fra il centrocampo e l'attacco è anche un giocatore di straordinaria qualità e uno che vede la porta. Quindi, ma poi è lo spirito. Io guarda, dal giorno in cui c'è stata la presentazione di Allegri. Amici azzurri, bentrovati sul canale. Prima di entrare nel cuore della nostra analisi, vi voglio chiedere subito una cosa. Avete seguito il dibattito in TV dopo Napoli-Pisa? Io sono curioso di sapere la vostra. Cosa pensate delle analisi fatte nel programma? Siete d'accordo oppure avete una visione diversa della partita? Scrivetelo qui sotto nei commenti, perché questo spazio è soprattutto il nostro confronto diretto, quello tra veri tifosi del Napoli. E allora andiamo con ordine. Al Maradona si respirava aria di grandi notti, sold out, pubblico caldissimo e tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta in Champions contro il City. Il Napoli sapeva di non poter sbagliare e ha vinto. Sì, ma soffrendo. 3-2 contro un Pisa coraggioso che fino alla fine ha provato a strappare un punto clamoroso.
La partita si accende subito. Elmas illude il Maradona, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco di Højlund. Il boato però arriva lo stesso al 39esimo minuto, quando Billy Gilmour, alla prima rete in carriera con i club, si inventa una giocata pazzesca. Dribbling stretto in area e destro vincente. Il Maradona esplode. Il Napoli sembra in controllo, ma nella ripresa i toscani tornano in partita grazie a Nzola, glaciale dal dischetto dopo il fallo di mano di Beukema. Momento difficile, ma a rimettere le cose a posto ci pensa uno scatenato Spinazzola, che con un destro da fuori infila l'angolino, 2-1 e stadio di nuovo in festa. Poi arriva il sigillo più bello della serata. All'82 Lucca, entrato dalla panchina, si invola e con una saetta all'incrocio firma il 3-1. Sembra finita, ma non è così. Di Lorenzo commette un errore grave e Lorran riapre la partita al 90. Gli ultimi minuti sono da batticuore, con Meret che salva tutto con 2 interventi da campione. Alla fine 3-2. Sofferenza ma anche tanta gioia. Il Napoli vola a 12 punti in 4 giornate, a punteggio pieno in campionato. Le pagelle. E allora andiamo ai voti, perché questa partita ha detto tanto. Meret, 8. Bentornato Alex. Decisivo con parate da campione, soprattutto su Leris e Angori. Non ha colpe sui gol subiti, ma ci mette la firma sulla vittoria. Di Lorenzo, 5,5. Settimana complicata per il capitano. Dopo il rosso col City, un altro errore pesante che riapre la partita. Non è brillante, sembra stanco. Serve ritrovarlo al top. Beukema, 6. Alterna cose ottime a errori evitabili. Brillante di testa, ma macchia la prova col fallo da rigore. Da lui ci si aspetta più continuità. Buongiorno, 6,5. Solido, difficile da superare, anche se non mancano piccole sbavature. Esce per problemi muscolari, ma resta una garanzia. Bene, Juan Jesus. Nel finale, 6,5. Spinazzola, 8. Il migliore in campo, un assist e un gol fantastico, oltre a corsa e sacrificio. Rigenerato, sembra tornato quello dei giorni migliori. Gilmour, 7. Fatica a trovare spazio all'inizio, ma poi inventa il gol che sblocca tutto. Giocata di alta scuola, Lobotka, 6,5. Entra e porta ordine, dando ritmo al centrocampo. Elmas, 6,5. Corre tantissimo, segna un gol annullato e prova ad inserirsi negli schemi di Conte. Non ancora al massimo, ma utile. Buon ingresso anche di Anguissa, 6,5. McTominay, 6. Qualche difficoltà tattica accanto a De Bruyne, ma regala a Lucca l'assist del 3-1. Giocatore che può dare tanto, Politano, 7ª bandiera vera, attacca, difende, si sacrifica, è l'anima di questo Napoli. De Bruyne, 6,5. Non ancora al top, corre tanto ma inventa poco. Si vede che non è al massimo della condizione, ma quando tocca il pallone resta poesia. Højlund, 6. Generoso, ma spreca troppo e appare un po' egoista. Deve crescere. Bravo invece Lucca, 7,5, che entra e spacca la partita con un gol bellissimo e pesantissimo. Conte, 6,5. Non è stato un Napoli perfetto. Restano problemi tattici da risolvere, soprattutto tra McTominay e De Bruyne. Bene però la gestione dei cambi, soprattutto quella di Lucca. Il punteggio pieno in campionato resta un segnale forte. Amici miei, questa vittoria ci dice 2 cose. Primo, il Napoli ha carattere. Dopo il Keiako col City non era facile rialzarsi subito e invece la squadra ha portato a casa 3 punti preziosi. Secondo, ci sono ancora dettagli da sistemare. La difesa soffre, Di Lorenzo e Beukema devono ritrovarsi e Conte dovrà lavorare su certi automatismi. Ma una cosa è certa, con un Maradona così, con un pubblico così, questo Napoli può andare lontano. E ora la palla passa a voi. Cosa ne pensate di questa partita? Chi vi è piaciuto di più tra Spinazzola, Gilmour e Lucca? E siete preoccupati per gli errori difensivi o fiduciosi che Conte li correggerà presto? Scrivetelo nei commenti. E ora, amici miei, passiamo a una notizia che fa davvero sorridere tutto l'ambiente Napoli. Una notizia che profuma di fedeltà, di amore per la maglia e di continuità. Il rinnovo di Matteo Politano è realtà. Sì, avete capito bene. Dopo 4 giornate e 12 punti conquistati, con il Napoli in vetta alla classifica, arriva anche un segnale forte fuori dal campo. Oggi, infatti, il club e Politano hanno ufficialmente chiuso l'accordo per prolungare il contratto fino al 2028.
Un triennale che avvicina l'ex Inter e Sassuolo alla conclusione della carriera sotto il Vesuvio, con addosso la maglia che più di tutte ha saputo esaltarlo e renderlo bandiera. Un legame speciale, quello tra Politano e il Napoli. Dal giorno del suo arrivo, il numero 21 azzurro ha incarnato grinta, determinazione, spirito di sacrificio. Non sempre sotto i riflettori, non sempre uomo copertina, ma sempre pronto a dare tutto. In questi anni ha collezionato 2 scudetti, una Coppa Italia e una lunga serie di prestazioni da guerriero, da leader silenzioso, fino all'ultima partita col Pisa in cui si è confermato ancora una volta punto di riferimento nei momenti delicati. E questo rinnovo non è soltanto un contratto, è una dichiarazione d'amore reciproca. Il Napoli di Conte vuole costruire il futuro anche su chi conosce bene l'ambiente e lo spogliatoio, su chi ha già dimostrato di saper trascinare i compagni e infiammare il Maradona. Politano, con la sua corsa inesauribile, con quel sinistro che ha regalato emozioni infinite, è ormai parte integrante del cuore pulsante di questa squadra. Amici azzurri, oggi possiamo dirlo forte, Politano resterà con noi, resterà con la sua generosità, con la sua capacità di accendersi nei momenti decisivi, con quella mentalità che lo ha reso amatissimo dalla gente di Napoli. E ora la palla passa a voi. Siete contenti di questo rinnovo? Pensate anche voi che Politano meriti di chiudere la carriera in maglia azzurra? Scrivetelo qui sotto nei commenti e fatemi sapere cosa vi aspettate dal suo futuro con il Napoli. E prima di salutarvi, amici miei, non potevo davvero chiudere questo video senza darvi un'ultima informazione, forse la più bella di tutte. Perché se oggi il Napoli è primo in classifica e ha battuto il Pisa 3-2 al Maradona, c'è un nome e cognome da scrivere a caratteri cubitali: Leonardo Spinazzola. Sì, perché la vittoria porta la sua firma. Il terzino italiano ha vinto ancora una volta il ballottaggio con Olivera e Gutierrez e ha dato ragione, ancora una volta, ad Antonio Conte. E in campo ha fatto qualcosa di più. Ha trascinato il Napoli con una prestazione da leader, da uomo che sa come si vincono le partite. Prima l'assist perfetto per il gol di Gilmour, poi il capolavoro personale con quel destro che si è insaccato nell'angolino e ha fatto esplodere il Maradona. Progressioni, dribbling, corsa, cattiveria agonistica. Spinazzola è stato semplicemente imprendibile per la difesa del Pisa, che non ha mai trovato le contromisure. E non è solo questione di tecnica o atletismo, la differenza l'ha fatta la mentalità. Conte lo ha voluto fortemente, lo ha rimesso al centro del progetto e lui sta rispondendo sul campo con prestazioni da migliore in campo. Oggi, senza alcun dubbio, è stato il vero protagonista della vittoria azzurra, colui che ha fatto la differenza quando la partita rischiava di complicarsi. Spinazzola è il simbolo di un Napoli che non si arrende, che soffre ma sa sempre trovare la scintilla giusta. E se continuerà così, il suo ruolo diventerà fondamentale per tutto il resto della stagione. Amici azzurri, io vi ho detto la mia, ora tocca a voi. Siete d'accordo che Spinazzola sia stato l'uomo partita? Pensate anche voi che possa diventare una delle armi decisive di Conte per riportare il Napoli in alto, non solo in Italia, ma anche in Europa? Scrivetelo nei commenti, voglio leggere la vostra opinione. E adesso davvero ci salutiamo. Vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdervi nessuna notizia sul nostro Napoli. Alla prossima, sempre insieme, Forza Napoli sempre!